Con il dottor Nicola Severini di Veneto Agricoltura facciamo un po' il punto sull'andamento del settore frutticolo, delle piante arboree nel Veneto nel 2021. Un anno non del tutto fortunato, mi pare, vero Nicola? Sì, il 2021 non è stata un'annata da ricordare per il comparto frutticolo veneto, in quanto ci sono state diverse avversità fitopatologiche e anche climatiche, in primis la gelata di aprile che ha colto alcune essenze legnose nel periodo di fioritura, come nel caso delle pesche nettarine e del ciliegio e anche del kiwi. Passiamo un po' in rassegna, un po' di numeri, partendo magari dalle superfici. Sì. Allora, le superfici negli ultimi anni per le arborie sono generalmente in calo, però nel totale vengono tenute su dal comparto della vitivinicoltura, in quanto le superfici a vigneto aumentano sempre più. In particolare abbiamo i cali di superficie per actinidia. In questo caso parecchi impianti vengono espiantati per attacchi per la moria del kiwi, e poi cali anche per il pero, melo e pesche nettarine. Invece, per quanto riguarda la produzione? Sì, le rese sono generalmente in calo, con cali che vanno dal 20% in su, si arriva anche al 77% nel caso di pesche nettarine e addirittura all'83,8% per il pero. E infine, per i prezzi, per quanto riguarda i prezzi? Sì. Allora, facendo una accenno anche sulla produzione, che è in calo anche quella in seguito all'abbassamento delle rese, i prezzi si poteva aspettare un generale rialzo dei prezzi, ma si riavvisano soltanto il rialzo per quanto riguarda il kiwi e il pero, mentre generalmente gli altri prezzi sono stabili. C'è anche l'abbassamento del 26% del ciliegio, in quanto in prossimità della raccolta si sono verificate delle forti piogge che hanno creato lo spacco dei frutti e quindi deprezzandoli.